Finire la partita in 9 con 2 espulsioni un po' così sindacabili e sicuramente causa un po' di amaro in bocca. Perdere ai supplementari dopo aver giocato domenica con 2 giorni solamente di distacco, quando l'altra squadra ha avuto almeno 10 giorni di riposo, è già uno svantaggio, ma devo dire la verità, se al di là di tutto la squadra ha giocato bene, ha dato l'anima. Voglio fare un plauso io proprio veramente ai miei ragazzi che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, indipendentemente dai ruoli, indipendentemente dagli schemi tattici. Ci siamo dovuti adeguare perché abbiamo perso già di salvo in fase di riscaldamento, perché il campo, purtroppo il fondo è una cosa inguardabile. Mi spiace che la federazione abbia scelto questo cambio per disputare la finale di Coppa Sicilia. E quindi un amaro in bocca difficile da digerire. Abbiamo corretto qualche cosina, l'assetto in campo, la squadra è uscita bella carica, ha portato subito l'avversario sotto pressione e siamo andati in gol per ben 2 volte. Peccato che poi su 2 calci d'angoli ci hanno segnato e lì sono 2 situazioni da palla inattiva sicuramente da rivedere. Poi si sono susseguiti tutta la serie di eventi che ha caratterizzato un po' in maniera negativa la partita. Ovviamente più si andava avanti nei minuti, più la fatica si sentiva. Abbiamo avuto pure anche una evidente occasione da gol per andare sul 3-2 con il piccolo Paolo Rapè, che ha disputato un'ottima gara come di solito ci sta abituando ultimamente. Purtroppo non è riuscito in quel momento a trasformare e da lì poi la partita è cambiata, perché l'energia scendeva a vista d'occhio e la fatica si faceva sempre più, quindi in salita, veramente in salita. Ecco, noi già avevamo centrato la promozione e questa era la ciliegina sulla torta, che sicuramente magari da alcuni punti di vista poteva sembrare un obiettivo superfluo, ma ci tenevamo. È fuori di dubbio che ce la siamo giocati fino alla fine. Ovviamente portare un trofeo di questo a Villarosa sarebbe stata la prima volta, come è la prima volta che si sale in promozione, quindi sarebbe stato un secondo obiettivo storico. E diciamo che vediamo il bicchiere mezzo pieno e che abbiamo fatto un campionato strepitoso, siamo arrivati secondi a un punto dalla prima, abbiamo fatto dei playoff alla grande e alla fine ci godiamo quella che può essere la festa per la promozione. Questo pizzico di amaro in bocca vediamo di farcelo passare con le cose positive che abbiamo fatto sinora.